Ciao, sono Maria Veneziano, bentornate nel canale YouTube di Creative Mami. Eccomi con un nuovo tutorial, un copribarattolo puntaspilli, semplice, facile e veloce. Avrai bisogno di un cartamodello. Se mi scrivi una mail all'indirizzo che trovi nella descrizione, te lo invierò gratuitamente. Tutto l'occorrente lo troverai sempre nella descrizione di questo video. Cominciamo con i petali. Metti in doppio la stoffa dritto su dritto e riporta il cartamodello per 5 volte. Mi raccomando, non tagliare i petali, lo farai dopo aver cucito. In questo caso non è necessaria una penna cancellabile perché andremo a riportare il cartamodello sul rovescio. Riporta il cartamodello lasciando un piccolo spazio tra un petalo e l'altro. Poi andrai a fermare ogni singolo petalo con degli spilli. Per realizzare il cuore del puntaspilli ti serviranno anche in questo caso 2 pezzi di tessuto che andrai a mettere dritto su dritto e riporterai il cerchio. Ferma i 2 pezzi di tessuto con uno spillo. Per realizzare il bottone di chiusura, traccia il cerchio più piccolo solo su un pezzo di tessuto, non in doppio. Ritaglia il cerchio seguendo la linea tratteggiata. Nessun margine di cucitura. Riporta il cartamodello della fragola su un tessuto non in doppio. Ritaglia la fragola seguendo la linea tratteggiata, non ci sono margini di cucitura. La fragola la pieghi dritto su dritto e poi la fermi con uno spillo. Passiamo alle foglie. Riporta il cartamodello delle 3 foglie su un tessuto in doppio dritto su dritto. Ferma le foglie con degli spilli. Gli spilli servono per fermare i 2 pezzi di tessuto quando andrai a cucirli con la macchina da cucire. Traccia adesso le foglie della fragola. Riporta il cartamodello su un pezzo di tessuto non in doppio e ritaglialo. Ora cuciamo le foglie. Cuci seguendo la linea tratteggiata, non la parte in basso che deve rimanere aperta. In questo modo. La parte aperta serve per risvoltare. Per il cuore del puntaspilli, cuci tutto attorno seguendo la linea tratteggiata, non devi lasciare aperture. Per i petali segui lo stesso procedimento delle foglie, non cucire la parte in basso che servirà per risvoltare. Ritaglia i petali lasciando un piccolo margine per evitare che quando poi risvolti la foglia si possa aprire. Per il cuore del puntaspilli taglia tutto attorno lasciando un piccolo margine. Per le foglie segui lo stesso procedimento utilizzato per i petali e per il cuore del puntaspilli. Iniziamo a cucire il bottone, crea un vero e proprio sacchetto, quindi fai una fizza tutto attorno, tira, imbottisci e chiudi il lavoro.
Ed ecco il bottone pronto. Per creare il cuore del puntaspilli, crea un taglio solo da una parte e poi risvolta. Imbottisci bene 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 bene. Il cuore del puntaspilli deve essere davvero davvero rigido. Ho utilizzato un piccolo bastoncino per risvoltare bene il lavoro. Bisogna imbottire davvero davvero tanto. Con ago e filo vai a cucire il piccolo foro. Non è importante che sia realizzato benissimo. Quella cucitura poi sparirà. Munisciti adesso di ago e filo da ricamo o comunque di un filo molto consistente che deve essere molto lungo. Fai un bel nodo, trova il centro e passa il filo da una parte all'altra del cuscinetto e andrai a creare il primo spicchio. Ogni volta che crei uno spicchio, tira il filo. Vai a creare i primi 4 spicchi, in alto, in basso, a destra e a sinistra. Poi andrai a realizzare gli ultimi 4 spicchi. Mi raccomando, tira sempre il filo per realizzare il puntaspilli. Una volta realizzati tutti gli spicchi, ferma il lavoro come di consueto. Ed eccolo qui, semplice semplice. Il filo deve sempre passare da un centro all'altro del cuscinetto, ricorda. Risvoltiamo adesso i petali in questo modo e andiamo ad imbottirli. Io ho utilizzato pochissima imbottitura, poi è una questione di gusti, voi potrete riempirli secondo proprio il vostro gusto. Unisco tutti i petali con una filza in questo modo. I petali vanno uniti con un unico filo che non dovrà mai essere tagliato. Una volta uniti insieme i 5 petali, si finisce il lavoro cucendo l'ultimo petalo con il primo. E poi si chiude il lavoro. La fragola si può cucire a mano e poi si risvolta oppure con macchina da cucire, seguendo semplicemente il bordo. Si imbottisce e si fa una filza tutta attorno per chiudere la fragola. Risvoltiamo adesso le foglie. Io mi sono aiutata con un bastoncino. Sì, proprio il bastoncino che si usa nei ristoranti cinesi, proprio quello. Anche in questo caso ho imbottito leggermente, ma voi potrete non farlo, oppure potrete anche imbottirli di più, secondo il vostro gusto. Con ago e filo da ricamo ho creato un po' di movimento alla foglia con una filza centrale in questo modo. Si tira un po' il filo e si crea in questo caso il movimento della foglia.
Unisco insieme, sempre con un filo da ricamo, le foglie con la fragola. Lascio un po' di filo come se fosse un cordoncino. Io ho incollato le foglie direttamente sulla fragola, voi potrete anche non attaccarle oppure decidere un sistema diverso. Per esempio, tracciare in doppio il cartamodello delle foglie e poi risvoltarlo e imbottirlo leggermente, come volete voi. Ed ecco la fragola. Cominciamo a montare il puntaspilli. Io ho incollato le 3 foglie tutt'attorno. Poi, come dico sempre, è una questione di gusti, voi potrete incollarle così come più vi piace. Io ho incollato direttamente sul tappo del barattolo. Con un goccio di colla vado ad incollare il cordoncino della fragolina al centro. Con la colla a caldo andiamo ad incollare il fiore. E poi, sempre con la colla a caldo, incolliamo il cuore del puntaspilli. E per finire incolliamo il bottone. Io ho preferito incollare, nulla vieta che tutto questo lavoro sia fatto cucendo. Ed ecco qui il copribarattolo puntaspilli, coloratissimo, super ricicloso e bello. Che ne dite? Credo di aver detto tutto, ma se avete bisogno lo sapete, siamo qui e vi rispondiamo immediatamente. Spero che il mio copribarattolo puntaspilli vi sia piaciuto e vi aspetto al prossimo tutorial. Ciao!